Sono circa 10.000 le persone ucraine che vivono in Liguria, tra chi è presente da decenni e chi è arrivato da poco a causa dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. Una varietà di volti e storie che ha trovato accoglienza da amici, parenti, conoscenti o nelle strutture predisposte per questo. Tra chi ha provato a tornare in patria e chi da allora è sempre rimasto in Italia, parliamo principalmente di donne, bambini e anziani, rimane forte il ricordo della notte in cui è iniziata la guerra. E questo è il dramma che ho vissuto io personalmente anche stamattina quando mi sono svegliato, e sempre con questo pensiero. Passati 4 anni, 4 anni di stress, 4 anni di ansia, di incertezza, sono emozioni che veramente fanno stancare. Io parlo di me sacerdote, ma immagino anche le persone semplici, le persone che hanno qualcuno al fronte, figlio, marito. Ecco, questa grande tensione veramente porta via le forze. Già per 4 anni non è semplice vivere, infatti noi diciamo vogliamo sopravvivere per vivere. In Ucraina la situazione rimane molto difficile, dall'incertezza e alle preoccupazioni costanti per se stesse e per le persone care, ai bombardamenti e alla mancanza di energia elettrica. Quando manca la luce, noi nella cultura moderna, nella società moderna, siamo troppo legati all'elettricità, e questo significa chi abita nei piani alti non riesce neanche a scendere perché l'ascensore non funziona, e così queste persone con il freddo, con il pericolo, devono passare la notte, devono passare affinché finisca essere questo pericolo. Anche quest'anno, nei giorni dell'anniversario dall'inizio dell'invasione, le comunità ucraine liguri, quelle di Genova, Savona e Chiavari, hanno organizzato dei momenti insieme. A Chiavari abbiamo fatto la processione della chiesa dove noi normalmente celebriamo di San Bernardino in via Ah, Eitella siamo fino pochi. alla cattedrale, portando Lincoln. questa supplica proprio per la pace in Ucraina.